Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in Comelico. Abbiamo risalito tutta la Val Grande e siamo arrivati al rifugio selvapiana Lunelli. La nostra intenzione di oggi è quella di fare l'anello del Vallon Popera, che però non comincia da qui, comincia dal rifugio Berti, che è meno di un'ora di cammino da qua, attraverso il sentiero 101. Eccoci arrivati al rifugio Berti, che è ancora chiuso. Da qui comincia l'anello Vallon Popera. Si può percorrere in tutti e due i sensi. Noi abbiamo deciso di seguire i consigli del cartello che c'è sotto, che dice di farlo in senso antiorario. Infatti il prossimo obiettivo è l'ex rifugio Sala. Ecco, siamo arrivati a un bivio. Da quella parte si va direttamente a Forcella Popera. Noi seguiamo queste indicazioni qui che dovrebbero farci passare per il rifugio Sala. Eccoci arrivati a quel che resta del rifugio Sala, che ormai è permanentemente chiuso da tanti anni. Un paio di anni fa avevano fatto dei lavori per cercare di ripristinare qualcosa, ma è andato di nuovo tutto in rovina a causa della nevicata che c'è stata. Adesso proseguiamo, torniamo indietro un attimo e poi proseguiamo per Forcella Popera. L'anello Vallon Popera è caratterizzato da questo segnavia bianco-rosso. Qui siamo proprio dentro a una trincea della Prima Guerra Mondiale.
Ecco, arrivati qui c'è un bivio, volendo a destra si salirebbe alla Croda dei Colesei, ma per oggi ne abbiamo avuto abbastanza e continuiamo in direzione Forcella Popera, che ormai dista pochi minuti. Eccoci finalmente arrivati a Forcella Popera. Non è il punto più alto del nostro itinerario di oggi, perché per arrivare qui lungo il sentiero eravamo un pochino più sopra. Qui, e non solo qui, è pieno di trincee e camminamenti di guerra che tagliano praticamente tutto il vallone nella parte alta. Durante tutto il percorso siamo stati nel vallone Popera. Infatti questi sono i campanili di Popera, questo è il massiccio del Popera, e poi qui non si vede più, ma c'era Passo della Sentinella, e questa invece è la Croda Rossa. Da questa parte invece c'è tutto l'Alto Adige e quelli lì sono i monti di confine con l'Austria. Adesso è solo discesa e la prossima tappa intermedia prima del rifugio Berti è il laghetto Popera. Finalmente siamo arrivati al laghetto del Popera. Avevo detto che non c'era più salita, invece un po' ce n'è, perché bisogna scavalcare un dosso. Com'è l'acqua? Non ci credo. È ghiacciata. Ecco, stiamo tornando al rifugio Berti, chiudendo l'anello del vallone Popera. Siamo tornati al rifugio Berti, abbiamo chiuso l'anello Vallone Popera
bellissimo, fantastico. La conca del Vallon Popera è veramente una delle più belle che io conosca. Adesso scendiamo giù per il sentiero dell'andata e torniamo a Lunelli. Ancora un centinaio di metri su questa stradina e siamo di ritorno al punto di partenza a Rifugio Lunelli. L'anello Vallon Popera è un percorso bellissimo, in un ambiente stupendo. Il Vallon Popera è veramente uno dei posti più belli delle intere Dolomiti. Va considerato escursionistico perché è piuttosto lungo e impegnativo. Noi poi abbiamo anche leggermente allungato l'itinerario, quindi sull'Airway Live troverete una cosa un po' diversa rispetto alla traccia GPX, perché volevamo vedere delle trincee supplementari. Noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo la traccia GPX in descrizione, grazie e alla prossima escursione con Antelacus. Ecco, questo è il cartello dell'andata a Rifugio Lunelli. Questo uno è Rifugio Berti. Noi abbiamo fatto il rifugio Sala, anche se qui abbiamo fatto una deviazione, l'abbiamo fatto così. Poi siamo andati fino qui, non siamo saliti alla coda dei Colesei, siamo andati direttamente alla Porziella Popera. Questo è il laghetto del Popera e abbiamo chiuso l'anello.